Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti alla Longarina per quest'altra giornata di Serie A2. Si affrontano quest'oggi l'Infernetto in maglia granata contro il Bar Rustichelli in maglia nera. Andiamo rapidamente con la lettura delle formazioni. L'Infernetto che si schiera con Ciucci, Di Battista, Di Curzio, Fiorani, Formiconi, Guerra, Menna e Pittarello. Per quel che riguarda il Bar Rustichelli, Aracu, Azzara, Brasili, Casentini, Di Tommaso, Gugliandolo, Marchetti, Montagna, Orlando, Palombo e Sbaraglia. Bar Rustichelli che attacca da sinistra verso destra in maglia nera. Come detto, risponde l'Infernetto in maglia granata da destra verso sinistra. Prima centrata in favore dell'Infernetto. Di Curzio in appoggio, subito il primo tentativo di sinistro. Intercetta comodamente la mediana del Bar Rustichelli che prova a sinistra a distendersi adesso a destra, cambiando il gioco con Palombo. Gioca in direzione di Aracu. In verticale la squadra in maglia nera, poi il cambio gioco direttamente per il terzino destro che prova a salire, a guadagnare qualche metro. Passaggio in profondità viene però intercettato da Gugliandolo che prova il sinistro, esagera un po'. Uscita a palla al piede di numero 6 Palombo. Sfera fuori e quindi rimessa laterale per l'Infernetto. Giocata lunga controllata comodamente dal numero 9 Fiorani che poi prova il destro che si alza ben oltre la traversa. Messa laterale lunga, giocata in direzione di Curzio che però viene chiuso. Sulla rimessa laterale va Fiorani. Deve essere battuta con le mani dal numero 5 Di Curzio che ha a sostegno il compagno che controlla Di Battista, prova il calcio al volo. C'è deviazione, il primo angolo della partita in favore dell'Infernetto. Fronte destro d'attacco della squadra in maglia granata andrà a Fiorani. Ci sono due uomini in area di rigore, si tratta del numero 4 Di Battista e del 14 Formiconi. Lo scavino, il colpo di testa a liberare, il tentativo di ripartenza subito chiuso dall'Infernetto che con molta aggressività non permette agli avversari di ripartire. Si distende poi sulla destra, un tocco e quasi l'autorete. C'è calcio d'angolo per l'Infernetto, il secondo della partita per gli uomini in maglia granata. Direttore di gara che però vuole fare un po' d'ordine. Andrà con l'angolo, traiettoria di uscire, arriva, stacco di testa, poi altra chiusura senza fronzoli per l'Infernetto che poi si ritrova il pallone tra i piedi con il portiere Menna che apre a sinistra per Michele Pittarello. Centrale Di Curzio, ruba palla il Bar Rustichelli.
Palla in area di rigore, il controllo comodo in realtà del numero 11 Gugliandolo, che prova a mettere in mezzo e trova anche lui l'angolo in favore del Bar Rustichelli. È il primo della partita per gli uomini in maglia nera, 2 quelli battuti invece dagli avversari dell'Infernetto. Andrà Andrea Palombo col destro probabilmente ad uscire come traiettoria. Ecco che arriva il cross, non stacca nessuno in mezzo, buca però Di Curzio toccando anche il pallone, rimessa laterale per il Bar Rustichelli, giocata lunga, Gugliandolo in area di rigore, circondato dagli avversari, prova a girarsi, ha cercato una gran giocata completamente tra le mani del portiere. Palombo chiama il pallone, lo fa suo, poi apre per Araku, l'idea per la palla dentro c'è, colpo di testa. Fernetto che non riesce ad uscire da qualche minuto dalla propria metà campo. Il Bar Rustichelli fortemente in pressione, tiro di destro esagerato da parte del centrocampista del Bar Rustichelli. Allora l'Infernetto prova ad impostare a sinistra con lancio lungo nella terra di nessuno. Palombo a chiamare il pallone al numero 10 Araku, controlla il numero 6, finta di accentrarsi, va verso il centro, da sinistra per Alessio Araku, la porta col destro, serve il compagno, si accentra, può provare il destro, finisce di qualche metro fuori, secondo tentativo per il Bar Rustichelli. Gira, veloce. Vieni Manu. Fiorani, apertura a destra, lo sguardo in mezzo, il controllo col sinistro. E allora Di Battista, Di Curzio, c'è deviazione, ci sarebbe angolo, è così. Terzo della partita per l'Infernetto, il primo però da sinistra del fronte d'attacco offensivo degli uomini in maglia granata. 3 uomini in area di rigore della squadra attaccante, 5, anzi 6 quelli in maglia nera che possono metter via un pallone non troppo pericoloso. Rimessa laterale nelle mani del numero 14. Poi il lancio in avanti. Palombo chiama a gran voce il pallone, lo controlla, punta l'avversario, una finta col doppio passo, se la porta sul destro, salta Di Curzio, centrale, quella è la zona pericolosa per un tiro, viene scagliato ma direttamente tra le gambe di un avversario. Il lancio lungo, poi cercare ancora una volta nessuno in avanti. È un Infernetto che non ha molte idee in fase di impostazione, dall'altra parte molto più ordinato il Bar Rustichelli. Araku, Azzara, Gugliandolo, Menna, Menna, Pittarelli, lancio lungo, colpo di testa, la prende al contrario il giocatore in attacco. Bene Fabri, vieni fa. Sì. Lancio lungo, Gugliandolo alza troppo il tiro.
Di Curzio. Cazzo! Più alto! Calcio di punizione guadagnato da Di Curzio. No. Palla in mezzo morbida, stacco di testa, liberare poi destro da lontanissimo da parte del numero 2 Ciuccio. Guiandolo, gli chiedono 1-2, si libera per il tiro, lo prova, abbondantemente fuori il suo tentativo. Stiamo in mezzo uno, ma senza palla. Bravissimo! Costringiamoli a tirare. Arancione rosso, peggio. Arancione rosso è peggio, fagli vedere. E lei così che giocava bene, poi. L'unica cosa che può dar fastidio sono i cazzettoni veri, ma tanti cazzettoni veri non tranquillo, lui. Sì, mischio io tanto, ho bloccato, signori. Sali. Controlla in area di rigore di Fiorani, prova a girarsi, prova col sinistro, mette in angolo Di Tommaso. Pallone morbido al centro dell'area di rigore, tentativo di spazzata che però si trasforma in un'occasione per l'Infernetto con Di Curzio, carica il destro, lo prova, tiro fuori. Va bene, Manu in mezzo, facci una mano in mezzo, senza ammazzarti, però non mi fa fare il passaggio centrale. Bravo Alessio, bravo, così. Oh, bravo, ancora. Bravo. Sei più alto, Marco, sei più alto. Come scopri qua però, Sopra. Con me, uomo. Con me. Centrale, la presa. Andiamo! Intercetta il pallone, Guiandolo va a servire il numero 10, poi il pallone in mezzo, tentato da Orlando. Di Curzio protegge il pallone, si rifugia dal numero 3, poi da Fiorani, e allora prova ad avanzare sempre Di Curzio che porta il pallone, chiede lo scambio in mezzo che non c'è, più uomini del bar Rustichelli in quella zona di campo in cui l'Infernetto fino a questo momento è quasi inesistente. Ancora, giocala!
Scavino controlla in area di rigore, il destro fuori, buon tentativo da parte del numero 9 Anselmo Orlando. Siamo fermati già, raga? Di Battista, Vale! Centrale, guarda, il partito! Andre stringi, Andre! Buona classe! Se stai solo da Dau! Vai ragazzi, sono sfigati lì, Adesso che la buttava avanti! Per rientrare ci mettiamo 3 ore! A chi? Vale! a destra per Palombo, barra Rustichelli gioca nuovamente nel fraseggio corto con Gugliandolo, nuovo palleggio del numero 11 che passa tutti, poi il tiro fuori. Sarebbe stato un gran bel gol, forse il migliore della serata per il numero 11. Quando dai Anselmo, dai Anselmo! C'è Cristian! Vai, muovila! Uno contro! Non ricomincia! Sali là! Poggia se puoi! Fiorani prova a girarsi, Fiorani a guadagnare spazio, Va bene, dai! 3 sono troppi. Campanile, si riprende a giocare qualche piccolo battibecco, minuto numero 18, ma ce ne saranno un paio da recuperare, almeno Palombo. Gioca, oh Ale, gioca! Azzare, giocata corta per Araku. Palombo, l'avanzata del numero 6, pensa al tiro, poi ci ripensa, poi lo fa, non arriva per un soffio il compagno. Ho chiesto scusa. Bravo Guglio! Portiere! Vedevano sopra! Raga, uno mi deve dire conto, se no come vado? Uscire di qua da me, Lontano, raga, lontano lui, bravo! Andiamo un po' di davanti! Oh! Andiamo! Forza! Ale! Sistema con cura il pallone il numero 10, incaricato della battuta Araku. Con il destro c'è Fiorani a fare scudo in barriera. Araku sembra voler puntare la porta, ci sono anche uomini in area. Va lui, va col destro a cercare il gol, che non c'è. Tiro abbondantemente fuori, minuto numero 20. Sempre 0-0 tra Barre, Rustichelli e Infernetto. Vieni, recupera qua! Io!
ricominciamo. Abbiamo campo però. Adesso hanno aperto il pallone, quindi già l'avevo Fabio vuole giocare più a sinistra, bravo, guarda davanti, stai chiuso la diciamo con me e ricominciamo. Adesso piano, Fiorani Andrea, Andrea, poi. chiede il fallo, il direttore di gara che non glielo accorda, è il tiro dalla distanza tentato da Michele Pittarello che finisce alto. E col time out chiamato dal bar Rustichelli. Palombo a sinistra sembra voler velocizzare la sua manovra il bar Rustichelli, che all'inizio si era reso pericoloso per poi spegnersi un po' come la partita. Gugliandolo si attiva, è tutto sinistro il numero 11, infatti si ferma, guarda in mezzo, palla morbida sul secondo palo, il controllo, la girata di sinistro che finisce direttamente da Gugliandolo, nuovamente Gugliandolo poi spedisce fuori. Bravo Anselmo! Dai Azza! Sì, veloce, porta la classe. Pittarello c'è lungo, sponda per Fiorani che va a lui. Bravo Manu, dai, alzati. Dai, torna, Più su Andrea, Manu, riesci a dare la mano qua a mezzo? Buio! Ce l'ho! Tu a destra è partito, poi guarda. Tentativo in mezzo, pallonetto a cercare Gugliandolo che manca al sinistro. Ora diventano più di qualcuna le occasioni per il bar Rustichelli. Infernetto che però la tiene inchiodata sullo 0-0 in questi primi 23 minuti di gioco alla Longarina, Serie A2 di Lega Calcio 8. Roba tua, bravo! Bene, dai. Dai, famo sbagliato a cavo! Guglio, piano piano! Sei troppo alto! Tiburcio chiama il pallone in posizione di mediana, si va però da Di Battista. Non uscire! Quando loro giocano a palla là, tanto la mette qui, tira più dietro. Prego signore, se vuole può giocare. Calcio di punizione, va con la punta, non c'è deviazione, anzi c'è la ripartenza di Gugliandolo, l'inserimento per il bar Rustichelli che prova nella prima ripartenza della sua partita a colpire a freddo l'avversario, non riesce. Come? 24esimo primo tempo. Grazie. Ragazzi, Gugliandolo, anzi Palombo, prova ad uscire palla al piede, portato dall'avversario, inseguito, gli tocca il pallone e c'è forse angolo, anzi no, il portiere addirittura spazzare a tenere in campo il pallone. Di Curzio cerca in mezzo il riferimento avanzato che è Formiconi, ancora Di Curzio, si guadagna forse il fallo, non c'è secondo l'arbitro, riparte il bar Rustichelli con Gugliandolo, non ha più il servizio di Palombo, ci prova lui, poi ancora Gugliandolo, si conquista la rimessa laterale. Solo, Alessio, Arbitro, battiamoli bene. Adesso. Aracu Chiudilo. prova a fare tutto lui, prova col destro. Di Battista, Di Curzio, Di Battista, Fiorani,
Lascia fuori! Dentro! Palombo aperto a destra, il territoriale sta per segnalare il recupero di questo primo tempo. Pittarello, Di Curzio, Fiorani, ci prova, lancio lungo, stacco di testa, prova col destro, il portiere in due tempi riesce a controllare, a toglierla dal servizio di Gugliandolo e finisce qui il primo tempo. 0-0 tra Bar Rustichelli e Infernetto. Sta per riprendere il match tra Bar Rustichelli e Infernetto. Qui alla Longarina, Serie A2 di Lega Calcio A8, l'Infernetto che attacca da sinistra verso destra in maglia granata, risponde da destra verso sinistra il Bar Rustichelli in maglia nera col tentativo a giro subito di Gugliandolo, deviazione in angolo, primo brivido della ripresa. 0-0 il risultato. Pallone alto, colpo al volo che finisce però dall'altra parte del campo e clamorosamente viene tenuta nel rettangolo di gioco da Palombo. Quindi altro pallone in mezzo, era un assist che non pesca nessuno. Bravo, un passo indietro, bravo, vieni. Anche roba tua che a destra, Vai Luca. Ecco Alessio. Bravo, dai, subito. Va bene, fa niente, torna subito, dai. Bravo Ale. Solo. Dentro, guarda. 10. Cambio gioco in direzione il numero 2 che mette in mezzo, colpo di testa, palla fuori, arriva con un attimo di ritardo il numero 11. Piano. Va bene, grande, va bene. Lancio lungo, controllo a sinistra, quindi Di Battista, Pittarello, sbaraglia, Di Curzio, Alessio Racu tiene in calcio il pallone, sbaraglia che supera un avversario con un numero di prestigio, poi ancora Di Curzio a rubare il pallone, è il più attivo dei suoi, ma è solo il numero 5. Palombo prova ad accelerare a destra, ha l'aiuto del compagno, la palla in mezzo, Di Battista, Di Curzio che ha alzato il suo raggio d'azione, non trova nessuno. La presa là. Lascia me. Fiorani, fallo su Fiorani, Sentite Fabio! Oh, occhio qua! Claudio Milano perché? No, lì c'è sta, oh, io,
C'è calcio di punizione, Di Battista sbaglia tutto, mette male in mezzo. La presa classe. Si fa. Dai, che forzica, Ale. Dai. Solo. Gira, montagna, dai, Sono due qua a sinistra, oh! Grazie. Palombo chiede l'1-2, entra in area, non trova il passaggio di ritorno, si rimane comunque ai limiti dell'area di rigore, bella serpentina, poi il destro di Gugliandolo, non è il suo piede ma centra comunque la porta, poi palla spazzata, Fiorani prova a fare sponda ma non riesce, la palla è ancora preda del bar Rustichelli. Bravo Davidone, Qua chi so via, oh, state in tre, quello sta in mezzo, Fatti là! Supera bene l'avversario Orlando. Bravo, da Guglio! Sei troppo dietro, stanno a fanno. Bravo Ciccio, bravo Ale, dai ragazzi. Scusa, ho sbagliato io. Era per te, Calmo, Dacci una mano, ma. Prova il destro dalla distanza, il portiere non è perfetto e questa volta arriva la respinta perfetta da parte di Gugliandolo che incrocia col piattone quasi a porta vuota. 1-0 del bar Rustichelli, meritatamente in vantaggio. Se sei bravo dici che Casentini che ha segnato. Dai, lei. Capito, Guglio, non mordiamo, Fa bene, lascio giocare Luca, Fiorani chiuso, Bravo ragazzi, stiamo a perdere, Guerra giocata in avanti per Araku, da lui è nato il gol dell'1-0. Adesso Gugliandolo in area di rigore, ha la palla del raddoppio e la sbaglia clamorosamente. Araku subisce fallo, batte subito, non si fa impensierire il portiere, ma ancora Araku a ricontrollare il pallone, è il migliore in campo forse fino a questo momento, il numero 10, il suo tiro respinto ha generato poi il gol di Gugliandolo. C'è regola del vantaggio. Araku sbaraglia, Araku ci riprova, questa volta non centra la porta, tiro fuori. Se ne va un terzo di questa ripresa, 1-0 per il bar Rustichelli sull'Infernetto. Terrello avanza, prova col sinistro. Dai, Ale! Ancora gioca, ancora. Dentro Ale! Araku, Andiamo incontro! Chiudilo! avanzata di Orlando, si ferma Orlando, sempre per Araku, è sul sinistro, non è il suo piede, poi la giusta sbaraglia, ci prova sbaraglia. Di Battista intercetta Gugliandolo, palla spazzata in avanti dove c'è Fiorani che preda però dei difensori avversari che escono nuovamente con Araku, uno sguardo in mezzo, il tiro intercettato nuovamente dalla linea difensiva del
Il Fernetto che si distende ora a destra. Il controllo di Fiorani. Era una buona opportunità per il numero 9. Araku. Fallo commesso questa volta sull'Inferretto da il 5 Gugliandolo con l'avversario. Guerra. Gugliandolo, la sua avanzata, se la porta sul sinistro, pensa il sinistro! E il gol del raddoppio di Gugliandolo, 2-0 bar Rustichelli, partita forse già in ghiaccio. Grazie nocciolina Guglio. Saremo tutti voi. Dai, dai, raga. Piano. Lancio lungo. Accelera Araku, la porta col destro. Ci prova Araku. Araku si riconquista il pallone. Araku salta l'avversario ormai stanco. Il sinistro! E il gol del 3-0 di Sbaraglia. L'Infernetto è un po' stanco. Barra Rustichelli che colpisce. Va sul triplo vantaggio. Dai, non abbassiamo la guardia, non abbassiamo la guardia, dai, ogni palla lunga, dai. Al centro, non l'ha buttata. Che dà sta palla a Luca. No, non è fallo. No! Dai, come pensiamo che il gioco? Dai, Marco, dai, arbitro! Arbitro, però più dietro, per favore! Due davanti, ne voglio due! Signore, pesca lei? Diretti un attimo attaccato! Un altro passo, centimetri, due! Abbiamo concentrato, Calcio di punizione. Va col destro, cerca di riaprire la partita. Un colpo di testa sulla linea a salvare. Angolo sul quale va Di Curzio. Mette in mezzo. Non c'è stacco di nessuno. Poi il tiro da sinistra. Addirittura le spinta con i piedi da parte dell'estremo difensore. Poi Pittarello ribadisce nuovamente fuori. Sbaraglia, chiuso. Avanza Pittarello, Di Curzio, apre a destra. C'è Di Battista in mezzo, la palla è per Fiorani, si ferma Fiorani. Chiede lo scambio a Di Curzio, non lo trova, torna il più fresco Araku. Fa guadagnare campo ai suoi. Cambio gioco su Sbaraglia, autore del 3-0. Gugliandolo che invece è l'autore dell'1 del 2-0, lascia poi al numero 2 la rimessa laterale.
Di Curzio vince il contrasto, gioca con le mani verso Di Battista. Di Curzio scagna con Di Battista, manca un po' di velocità all'infernetto, lancio lungo, 2 a chiudere. Giocata lunga, colpo di testa. Sbaraglia chiede lo scambio a Gugliandolo, Sbaraglia, fallo su di lui. Basta così, te muovi, attaccati. Calcio di punizione, Araku. Prova Araku! Esce davvero di poco il suo destro a giro. Portiere immobile. Il tiro aveva superato la barriera. Solo. Uno qua, oh! Dai, vieni giù. Ci sono! Chiudilo. Sbaraglia. No. Torna. Di Battista. Cerca Fiorani. Gioca. Cazzo, era uguale a quella di prima. Era uguale a quella di prima. Messo davanti, che fallo è? C'è la palla. Non ti fermare, Marco, non ti fermare. Poggio lungo. Solo. Ancora. Vamos. Dice il ripallo, mette in mezzo il pallone, non c'è nessuno. Araku cerca Gugliandolo, esce. Estremo difensore a controllare. Eccolo. Guarda largo, Davide. Palla in profondità per Gugliandolo col tacco sul velluto, ora prova il bar Rustichelli. Di Battista. Di Curzio, controlla l'area di rigore. 7 minuti al termine. 3-0 per il bar Rustichelli. Fiorani. Se la porta in avanti. Ci prova a incrociare il palo pieno. Porta vuota.
e finalmente Di Battista riesce a creare un serio pericolo alla difesa del bar Rustichelli e anche a fare il gol della bandiera per l'Infernetto. 3-1. Concentrati, dai Guglielmo, che sta andando a mio non batte. Stai davanti, stai davanti. Ragazzi, vamo passare Guiandolo, il tocco, ci prova al sinistro che finisce fuori. Pittarello, cercava Fiorani, Araku, Di Curzio, palla morbida, Di Battista in area di rigore, ci prova, era l'occasione del 3-2, la spedisce alta però Di Battista. Va bene, la prossima Falla girare, no, ma vanno via. più dietro la porta io. Controlla in area di rigore, Araku, la grandissima parata del portiere, time out. Calcio d'angolo, battuta in mezzo, colpo al volo, stupenda rete, è il gol del 4-1 del bar Rustichelli che richiude nuovamente i conti e si porta probabilmente a casa i 3 punti con questo bellissimo gol. Quanto manca, Giro? 3 minuti. Grazie. Luciano! Lucio! Fatto gol! Per gol! Ciccio solo Ciccio c'è sta là. Oh Ciccio, spiegati via la nostra Anche sì, eccolo! Uscita. Emanuele ha perso la palla! Ah, mi fa perso! Fiorani controlla, si accentra, salta un altro, Fiorani ci mette i piedi il portiere avversario, poi Di Battista in area di rigore, controlla come può, prova a girarsi, poi viene spazzata via il pallone, c'è forse anche un fallo.
Fabio, dai, metti bene la barriera, Fabio! Calcio di punizione di seconda al limite dell'area. Di Curzio tocca destro, spizza la traversa e rischia il secondo gol. Giochiamo così, tanto non ce l'hai l'uomo, vedo, ma... Fiorani, la sua avanzata, fallo sul numero 9. Gioca rapido il destro di Curzio, nuovamente Di Battista, il salvataggio sulla linea. Di Battista ha sfiorato la doppietta. Il Fernetto che prova ad ammorbidire il pesante risultato. Due minuti di recupero voluti dal direttore di gara. Partita che finirà quindi al 54esimo. Sono stati 2 i minuti di recupero nel primo tempo. Va bene, ci spieghi che fa. Bravo! Raga, rimanete sul pezzo. Da qua, da qua, da qua. Senza ridere, Da qua, da qua. Di Curzio avanza, fortunato, poi può servire Fiorani, un altro miracolo, calcio d'angolo. Fiorani, pallone spazzato, manca meno di un minuto al termine, 50 secondi. Fiorani, Di Battista, esce palla al piede il bar Rustichelli con Araku. Sbaraglia, cambio gioco, sgugliandolo Fiorani, 2 contro 2, è assistito questa volta da Di Battista, si allunga troppo il pallone, chiede scusa al compagno Fiorani. Sbaraglia, ultima palla del match, messa in mezzo, Araku ci prova col sinistro, finisce fuori e finisce probabilmente qui anche la partita. Direttore di gara che guarda il cronometro. Lancio lungo a cercare Fiorani e finisce qui il match. Il bar Rustichelli vince 4-1 contro l'Infernetto, punteggio probabilmente meritato per quanto fatto nel primo e nel secondo tempo dagli uomini in maglia nera. Si svegliano un po' tardi quelli in maglia granata.